Il Morning Show, che tra le sue caratteristiche straordinarie è una delle poche trasmissioni che ha un consigliere regionale così a portata di tasca, a portata di mano. Gio Formaggio, stai sveglio? Ci sei? Buongiorno. Buongiorno. Grande Gio, grandissimo Gio. Dacci la carica. Bel venerdì. Ma grande, dacci la carica perché sta finendo l'emergenza, si riapre tutto, si ritorna alla vita normale. Sì, no, non me ne frega niente della vita normale, anche perché la vita di Joe è sempre più larga. Quanti chili hai preso? Ma cosa dici? Cazzo, è ingrassato? No, ma non è vero che è ingrassato. Dai, sembra una mongolfiera. Penso di essere l'unica persona che è un po' dimagrita. Bravo, io l'ho visto. Perché lavoro, guardami, alla sera quando torno c'è luce fino alle 8:30. Sì? Cioè, infatti, io ho quel brutto vizio di dire guarda, ti vogliamo un sacco e di quindi bene. resto in giardino, poi spacco la legna, metto a posto, Sì. quindi nelle ore che di solito resto sul divano, Sì. con il telefono in mano, adesso faccio un po' di lavoretti fuori. Perfetto, allora ti do una notizia: la tua bilancia è rotta. Se ti pesa meno è colpa della bilancia. Ma no, Alberto, ma non è vero, un consigliere regionale non può avere una bilancia che non funziona. Allora, dai. domanda al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, quindi quella di Giorgia Meloni, di Caio Giulio Cesare Mussolini, per esempio, quel partito lì. Domani che giorno è? Domani è sabato. Prendila alla larga. Che data è oggi? Oggi che è data venerdì. Oggi è il 24 aprile. Perfetto. Bravo. Domani è sabato. Sabato 25 aprile. Benissimo. Ricorre la festa di. E io farò una bella festa sotto il portico, bene, con il tricolore. Con la mia famiglia. Ricordando la liberazione italiana. Domani, guarda, io non sono più sindaco. Io ho detto per 10 anni di fila non ho mai festeggiato il 25 aprile da sindaco, perché ad Albettone non me l'ha mai chiesto nessuno. E quindi? Non è che mi avevano detto, non è che sentivano la nostalgia. Cioè, voi non avete mai commemorato i partigiani ad Albettone? Mai. Ma sai, i sindaci di prima lo facevano, sono arrivato io il primo anno, non l'ho fatto, nessuno si è lamentato e ho continuato a non farlo. Cioè, tu hai departigianizzato Albettone. Sì, sanno poco cosa siano i partigiani. Sanno poco cosa sia. No, la liberazione. Non è che gli interessa. Non è un valore. Tu a pensare al popolo italiano che si è liberato dei tedeschi, dei fascisti, non ti commuovi. Allora, io non l'ho mai festeggiato. Sono d'accordo a fare una festa. Facciamo la festa di tutti i morti e di tutti quelli piano. Quella, se non sbaglio, è il 2 di novembre. Non è neanche un'idea tua, esatto. Quella, dai, sentiamo da chi ha rubato l'idea a Gio Formaggio. Sentiamo. In occasione del 25 aprile di quest'anno, Senti, tenuto Ignazio, conto della situazione di emergenza che il paese sta vivendo, diciamolo, di poter riflettere su un modo diverso di far trascorrere questa data. In particolare, non vado tanto per le lunghe, noi pensiamo che sia giunto il momento di dedicare una giornata, e va bene che sia il 25 aprile, ai caduti di tutte le guerre, i caduti in divisa, che per noi sono quelli che le guerre abitualmente le hanno combattute e sofferte, i caduti anche di altre formazioni che non fossero ufficiali, parlo ai partigiani, senza neanche più distinguere, come abbiamo fatto in tanti anni, tra partigiani bianchi e partigiani rossi. Di fronte alla tragedia della morte, specie in guerra, io credo che sia giunto il momento di stendere un velo di pietà nei confronti di tutti e quindi trasformare il 25 aprile in una giornata che, anziché celebrare l'odio, si celebri la possibilità di una pacificazione. Ricordo che questa pacificazione, quando io ero ragazzo, la invocavano Giorgio Almirante, la invocava qui in Lombardia Mirko Tremaglia, qualcuno di voi non ha mai neanche sentito. E poi Scava. Sì. Ma Scava quanti nei anni che ricordi. ci prova la russa a fa sta roba comunque? Quindi anni, la russa dice, ogni invece anno, della festa della liberazione italiana dal nazifascismo, la facciamo la festa dei caduti in tutte le guerre e anche dei partigiani. Quindi io potrei commemorare, per seguire un filo logico, non lo farei mai, ma potrei
commemorare i partigiani titini che infoibarono per esempio i fascisti o solo anche quelli che non erano fascisti ma avevano la colpa di essere italiani in Istria e in Dalmazia, per esempio. Ma che puttanata è questa qua? Ma ascoltami qua, ma che razza? nessuno, c'è tutto uguale. Nessuno, c'è tutto uguale. Scusami Gio, un attimo solo. Nessuno ha concludo. detto che no. Posso voi concludere? Comunisti non potete festeggiare. Posso concludere? Allora, festeggiatelo il 25 aprile. Posso voi concludere? Comunisti festeggiatelo, però non potete impormi a me o a qualcun altro di festeggiarlo. Sì, ma io allora, domani scusami. butto fuori dal balcone, siccome non ho più il balcone del comune, sì, però il balcone di casa mia che c'è. Tu ce l'hai un balcone? Butto giù, c'è sempre un balcone dove c'è sul giardino Venezia. C'è sempre un balcone dove c'è Gio Formaggio, una bella affermazione. C'è sempre un piazzale Loreto pronto anche. Dimmi cosa fai. Sì. Dimmi cosa fai. E domani butto fuori una grandissima bandiera del Veneto, perché domani si festeggia anche qualcosina in Veneto e quindi avanti. La festa di San Marco. Quella domani, capito? Cioè tu festeggi San Marco, non festeggi il 25 aprile la liberazione. Bravissimo, E domani quindi butto fuori un bel bandierone e via, e mangio la paella sotto il portico. la paella, ma la perché? paella non è Perché? veneta, devi Perché? mangiare risi e bisi, non Ma la infatti. paella. Ascoltami, Perché la paella? i veneti. Allora, vedi che tu sei un ignorante. Sì. I veneti sono sempre stati grandi conquistatori, sono andati in Cina, sono andati di qua. Noi siamo gente di mondo, domani si mangia la paella alla valenziana. La Vedi paella che non alla siamo, Valenziana. vedi che non Nel siamo giorno chiusi di come San pensi Marco. te. Nel giorno di Vedi? San Marco la paella alla Valenziana. Sì. Alla valenziana e non si festeggia il 25 aprile. Vabbè, tutto molto strano. Vedi? È una Sarà famiglia- colpa del coronavirus, però guarda, ti dico, domani se tu passi per Albettone o Sì. tu fai qualche telefonata, tu continui a rompere le balle a tutti al mattino al telefono, domani ti metti al telefono. Ma è sabato ti fai- domani. ma sì, E dal prendi il 25 telefono, aprile, chiami un po' di persone di Albettone e gli dici ma cosa state festeggiando? Non ti dirà nessuno il 25 aprile. Sai cosa faccio io domani? Dormo. Io domani dormo. Va bene? Grande. E anch'io, porcazza la miseria. E l'unico deve stare in piedi è Gio Formaggio, perché lui, consigliere regionale, ex sindaco di Albettone, domani deve festeggiare con la paella.